Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. I principali titoli della mattina. Continuano le indagini sui fiancheggiatori di Matteo Messina Denaro, arrestati 3 soggetti all'apparenza insospettabili, fra cui un noto architetto e un tecnico radiologo dell'ospedale di Mazara del Vallo per associazione mafiosa. Avrebbero avuto un importante ruolo nella latitanza del boss. Denunciate a Palermo 18 persone, di cui 14 minorenni, per gli scontri che si sono verificati negli scorsi giorni per le Vampe di San Giuseppe. Nel corso delle sassaiole sono stati feriti 3 poliziotti e un carabiniere. Restiamo a Palermo, dove un 44enne è stato arrestato dai carabinieri. L'uomo stampava denaro falso, produceva documenti contraffatti ed è stato trovato in possesso di armi non dichiarate. I carabinieri hanno arrestato un presunto piromane che avrebbe provocato 6 incendi boschivi nel Messinese lo scorso 23 ottobre. Negli scorsi mesi erano già stati individuati e arrestati altri 2 soggetti con le stesse accuse. Infine, tavolo tecnico ieri a Palazzo d'Orléans sul fronte della crisi idrica che sta colpendo la Sicilia. Al termine della riunione il governo regionale ha annunciato l'intenzione di richiedere lo stato di emergenza nazionale per garantire l'approvvigionamento di acqua all'isola. Ed è tutto per questa edizione. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate come sempre sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.